ma non tanto per me, per quelli che sono gli ospiti di stasera. Anche questa sera abbiamo la possibilità di ascoltare situazioni diverse, situazioni eclettiche. Tra poco avremo la possibilità di ascoltare un duo che arriva da Bologna, che risponde al nome di Marta featuring Messia, ma poi avremo modo di ascoltare anche, diciamo, sono già venuti a trovarci, però si stanno cambiando, diciamo, anche sound. Noi vogliamo sempre seguire i nostri artisti da vicino. Sarà la volta degli Alieno di Vetro, e adesso, signori e signori, invece loro è la prima volta che sono qui al salotto, quindi vorrei un grande applauso, perché abbiamo qui sul palco, diciamo un po' basso però comunque colorato, del Lab qui in Piazza Vittorio, gli Ager Dos. Primo respiro, piangi perché questo mondo non è tuo, appartenevi a un regno un po' più equo, sarà per questo che sei così ingenuo. Con la parola, residuo del linguaggio antico universale, stai a dirgli che le cose van cambiate, loro ridono e fuori esplode il male. Il primo passo è lento e goffo su questa grigia distesa, è così semplice ma riesce a malapena, mentre i civili corrono da mattino a sera. Poi l'hai trovato, il varco che cercavi l'hai attraversato, hai avuto una visione del perché sei nato, fa ricordare all'uomo quel che un tempo è stato. Oh, 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 oh. E ti confesso che ora mi è tutto chiaro, la terra è quel che è, perché dimentichiamo contaminato, mare popolato e le sorgenti pure, il cielo profumato. Oggi respiro fango di un'aria me straniera, cammino sulla morte di cui l'erba è prigioniera. Dimmi che senso ha, che cosa provi a non baciare e cordeggiare la primavera. Seguendo l'esempio del mondo, confusi l'oggetto di sfondo e chi l'ha prodotto. Luce nuova rivela la catena e luce vera. Non ti voltare, tu ti dissi ora o mai più. La pace un giorno c'era, così il rispetto per chi diverso il ciclo conduceva. E invece guarda qua, la linea di frontiera, ora siamo divisi da una stoffa di bandiera. Ager Dos. Grazie. Ager Dos qui al salotto. Benvenuti. Io adesso vi parlo da dietro le spalle, però insomma voi fate finta di niente, come fossi una voce, diciamo, fate finta di niente, anche perché è appena uscito questo vostro primo lavoro che comincia con una specie di comandamento, come Primo Respira si intitola. Primo respiro, un comandamento, diciamo, anche collegato a questa voce che proviene da non sappiamo dove. Esatto, sei Dio, sei tu, non sappiamo. Sì. Primo Respiro è Oggi è uscito l'uomo. il 25 maggio, dico bene, 24 24 maggio è uscito il nostro primo lavoro, per l'appunto,
e ci è sembrato carino collegare il fatto che sia il primo lavoro che è uscito con la prima frase della canzone che abbiamo portato e che abbiamo scritto qualche anno fa. Noi sono circa 2 anni che suoniamo insieme e adesso siamo riusciti insomma a portare al di fuori della camera e della sala i nostri pensieri. Ci stavano un po' stretti, iniziavano a stare un po' stretti e quindi ci piaceva l'idea di condividerli e, come dice anche questo pezzo, magari portare una luce o semplicemente l'occasione di un confronto. Ecco perché questo brano come si chiama? Una luce? No. Questo è il nuovo mondo civile che cerca appunto di stimolare magari il confronto, il dibattito su quello che sta accadendo, di come stiamo vivendo un tema abbastanza caro a noi, il modo di vivere. Siete giovani, giustamente. E quindi mettiamo in discussione le cose. Diciamo adesso lo facciamo, poi ci abitueremo forse anche noi, speriamo di no. Vabbè, insomma, buona fortuna, però come dire, questo è un viaggio che è bello anche fare con quelle che poi saranno le vostre esperienze, le situazioni che succederanno. Però a questo punto della faccenda possiamo dire, per quanto vi riguarda, le cose sono più o meno come dice questa canzone: Nuovo mondo civile, questo è il titolo, sì. Loro sono gli Agerdos qui al Salotto. Passiamo a qualcosa di più leggero, di più solare, etnico e quant'altro. Sofia. Ti ho incontrata in una scuola non mia. Sofia, ti ho conosciuta in un anno di anonimia. Il tuo sorriso era bello, diverso, il tuo sguardo è sincero per davvero. Ah Sofia, come stiamo ora insieme è un mistero. Sofia, le nostre essenze si giungono in armonia. Sofia, comprendi i miei momenti no con empatia. Il nome ti rispecchia, tu sei pace e conoscenza. Ah Sofia, tu sai aver pazienza. E anche se non parli mai d'amore ci sei sempre. Dici che non stai e sfoti emotivamente. Tu che hai ritrovato il mio sorriso sotto un ponte e che mi hai insegnato che la bellezza si nasconde. Troppo allegra. Prova. Questo diciamo rende la cosa ancora più proprio altro che il bello della diretta, il bello diciamo delle possibilità, il bello della corrente elettrica, anche, una volta che saltava. Allora io credo che siamo anche tutti quanti d'accordo qui, proprio se potete rifarla dall'inizio, se possiamo avere un replay diciamo. Io però a questo punto è anche giusto, facciamogli un applauso fortissimo, però, perché qua corrente o non corrente adesso non è che lo eravamo ancora in streaming, però... E che abbiamo un portafortuna nel pubblico. Allora mi raccomando, esatto, mettiamo qualcuno un po' più a custodire la canalina diciamo lì elettrica. Avevamo già presentato, avevamo già fatto tutto, facciamo finta di niente, ripartiamo da dove eravate, dal 4 com'era, 1, 2, 3, 4, pensaci tu, e rifacciamola da capo. Sofia, ti ho incontrata in una scuola non mia. Sofia,
ti ho conosciuto. Allora, potrebbe essere un ottimo modo per farla entrare in testa. Cioè, noi la ripetiamo per un'oretta. Chi è che la sa già a memoria? Alzi la mano. Bellissimo. Ricordiamo il titolo, che è Sofia. Boh, potete cantarla, la sapete. Inventate. Ci piace. Un applauso a... Queste sono strategie virali di marketing, del resto non c'è mai il 2 senza il 3. Potrebbe essere la volta buona, non è detto. Vabbè, tanto partiamo con lo streaming, quella dopo facciamoli partire. Possiamo dire che Sofia è passata ben 3 volte già in radio. È già passata in radio 3 volte, adesso la faremo. È un po' un disco inceppato, però diciamo, adesso vediamo di sentirla fino alla fine. Dovremmo riuscire a sentirla fino alla fine. Gli Haggerdos qui al salotto. Sofia, ti ho incontrata in una scuola non mia. Sofia, ti ho conosciuta in un anno di anonimia. Il tuo sorriso era bello, diverso, il tuo sguardo sincero per davvero. Ah Sofia, come stiamo ora insieme è un mistero. Sofia, le nostre essenze si giungono in armonia. Sofia, comprendi i miei momenti no con empatia. Il nome ti rispecchia, tu sei pace e conoscenza. Ah Sofia, tu sai aver pazienza. E anche se non parli mai d'amore ci sei sempre. Dici che non sai esporti emotivamente. E tu che hai ritrovato il mio sorriso sotto un ponte e che mi ha insegnato che la bellezza si nasconde. La tua filosofia, Sofia, quanto amo la tua tricotomia. Perché a volte sei donna, sei amica e delle volte un po' mamma. Sofia, la notte è calda e si infiamma. E anche se non parli mai d'amore ci sei sempre. Dici che non sai esporti emotivamente. Tu che hai ritrovato il mio sorriso sotto un ponte e che mi ha insegnato che la bellezza si nasconde. Forse più dovrai scappare, o se tra un mese o forse più vorrai andare. Ti guarderò con velata malinconia e la consapevolezza che ti ho immaginata e che ti ho incontrata e che ti ho baciata. Mia dolce rivoluzionaria. Mai d'amore ci sei sempre. Dici che non sai esporti emotivamente. E tu che hai ritrovato il mio sorriso sotto un ponte e che mi ha insegnato che la bellezza si nasconde.
ha insegnato che la bellezza si nasconde. Ce l'abbiamo fatta, adesso è entrata in testa, vabbè. la gente vorrebbe risentirla addirittura, adesso magari alla fine, dai, magari C'è alla il CD, fine. per questo c'è il CD. Per questo c'è il CD, sono stati fatti apposta, è chiaro, il per web. risentire le cose. Allora, per il web, tra l'altro, siamo anche in diretta streaming su Corto Corto, sulla pagina Facebook di Corto Corto, ricordiamolo perché siamo in streaming, poi andremo anche diciamo in radio, andremo su Radio Flash, andremo anche a Roma su Radio Città Futura, quindi insomma abbiamo cominciato a spargere questi nostri segnali un po' ovunque. Questa sera abbiamo cominciato qui al salotto con questa band che insomma adesso lo presento anche per chi ci sta seguendo da casa, si chiamano Agerdos. Il nome, diciamo, io lo dico subito, è un po' stupida come cosa, però mi ha fatto venire in mente una marca di gelati famosissima, non so se l'avete, perché mi fa un po' mi suona un po' Häagen-Dazs a me come cosa, non era quella, non è così, no. Per quale motivo? C'è un motivo, diciamo, particolare, una... C'è un motivo. Lo C'è un vogliamo motivo. svelare? Sempre un motivo. Possiamo? Beh, Dobbiamo, lo noi facciamo. siamo noi che ve lo chiediamo, se potete darci qualche indizio almeno. È semplice. Siamo partiti con l'idea di avere una formazione che potesse essere sia un po' più acustica che un po' più rock. Quindi avevamo dei pezzi sia sul cajon che sulla batteria, e questo appunto ci permetteva, comunque ci dava l'idea di essere un po' più versatili e di avere quindi più sfumature all'interno dei pezzi. E per questo motivo ci è venuta in mente la parola agrodolce, che potesse appunto essere un mix di gusti, come noi proviamo ad essere un mix di suoni. E Agerdos, che sembra una parola nordica, Nord Europa, in realtà è piemontese e è piemontese addirittura. Sì, abbiamo storpiato semplicemente l'accento. In piemontese sarebbe Agerdus, però non ci dava molta dolce, adesso ho capito. Non ci dava molta credibilità, forse Agerdus. E allora abbiamo detto vabbè, mettete un po' l'accento dove volete, noi ci chiamiamo Agerdos, però poi Agerdos, è successo un po' di tutto. Può sembrare all'inizio. anche sardo quasi come cosa. Esatto, così che raccogliamo un po' tutto. Può sembrare anche una cosa. Beh, quindi invece voi da dove venite esattamente? Allora, noi siamo di Settimo, quindi Settimo torinese, Volpiano. Che però Settimo vuol dire tutto il mondo in realtà, perché Settimo c'è un posto dove c'è mezzo sud Italia, mezzo... sì, è chiaro, ma no? anche Volpiano. Anche Volpiano. Diciamo, sì, seconda casa della regione Calabria quasi. Sì. No, davvero, non è esatto. assolutamente, ci fa piacere. Però è così, quindi veniamo dalle colline, abbiamo origini miste anche noi, tutta Italia chiaramente, come penso un po' tutti qui presenti. Grazie, grazie, facciamo anche gli auguri. grazie. Qua c'è una data Ci importante, fanno pure c'è gli qualcuno Ippipurra. che sta facendo un compleanno importante, quindi anzi, vogliamo fare gli auguri. Facciamo. Adesso non so come per si questo chiama la 18esimo. festeggiata. Due 18esimi. Letizia e Giada in piedi, che vi facciamo l'applauso. Dai, Letizia e Giada. Jasmine. Jasmine. Scusa. Va bene, allora le facciamo anche un po', diciamo, d'accompagnamento a questo in piedi. Adesso saranno in piedi. Proviamo a farla alzare con la prossima canzone magari. Come si chiama la prossima canzone? Post Ego. Adesso 18 per anni rimanere presto, nelle cose semplici. è presto. Esatto, per rimanere nelle cose semplici. Post Ego, Agerdos qui al salotto. Nulla
Lo que estado vacío está lleno, lo que tengo dentro. Lo que estado vacío está lleno, lo que tengo dentro es más querido. Grazie. Agerdos o Agerdus, che dir si voglia, qui al salotto. Agerdus. Questo è un pezzo senza interruzioni, siamo riusciti in questa impresa. Prima abbiamo avuto qualche piccolo scratch. Senti, io vi chiederei, visto che siamo anche in streaming, se potete magari presentarvi, una delle vostre prime apparizioni qui al salotto. Vorremmo almeno registrare, se avete voglia di presentarvi, anche le varie mansioni che avete all'interno del gruppo, chi è diciamo l'economo, chi è ritardatario, chi è, cioè, queste cose proprio qua. come caratteristica. Allora, Per darci un po' un appunto così. Ritardataria qua presente. si apre una bella parentesi, perché Eh. proprio ieri sera Eh. c'è stato un momento che noi pensavamo che una persona fosse in ritardo, ma questa persona invece pensava tranquillamente di essere nel giusto. Nel giusto, però vabbè, chiaro, lì si è dipende. stupita della domanda, ma è successo qualcosa che questa mezz'oretta non ti abbiamo vista? E questa persona rimane anonima, diciamo solo che è una ragazza, Sì, non vogliamo dire altro. sì, la Però, mette abbastanza, è difficile scoprire chi ma è, i diciamo, ritardatari vanno sempre a braccetto. vabbè, Con tutti, la puntualità non è una caratteristica italiana. Infatti. Noi ci piace prenderci il nostro tempo. Però abbiamo la nostra guida e anche la parte solare del gruppo, che proprio da quando è arrivato ci ha portato il sorriso a 360 gradi. Andrea Belloni alle percussioni, alla batteria. Poi abbiamo la parte metodica, precisa e che ci tiene belli dritti. Forse è una caratteristica dei bassisti in generale. Comunque Daniele Bianco, davvero, senza di lui anarchia totale. È stato anche uno dei primi ad arrivare qui stasera, lo dico così a onor del vero. Esatto. In effetti, Una vedetta, controllare che fosse tutto a posto. bassisti. Esatto. Poi abbiamo alla chitarra elettrica Marco Porro, che invece abbiamo già inizia ad arrivare alla parte artistica, perché compone, scrive anche lui, sia per Agerdos sia in autonomia, diciamo così, e insomma, e si diverte con i suoi pedalini come tutti i chitarristi, giusto? Poi, cioè, Certo, sembra che è un chiaro. po' di minimizzare, però insomma, se riusciamo a trovare un amplificatore che non sia il suo, con cui si trova bene, offriamo la pericena, una cena o No, immagino. qualsiasi cosa Comunque anche la a sua chi lo croce trova. delizia, che peserà 30 kg, questo amplificatore se lo deve portare sempre dietro, per riesce carità, è un Vox C30 e noi è chiaro, AC15, un po' più piccolo già l'ha preso, che vuoi. Comunque va bene, abbiamo scoperto anche il chitarrista elettrico. Chiudiamo, cioè diciamo Passiamo, ci avviciniamo alla parte femminile del gruppo, sì. che quindi in quanto donna porta, diciamo così, comunque dolcezza, è la parte più dolce, perlomeno come sonorità ok, allora Sì. vocali, insomma è la parte che ci dà dentro, che ha sia potenza che dolcezza insieme, e che ci fa fare bella figura, ecco. Irene Fasan alla voce. Grazie. Poi in realtà quello dolce è lui, nonché anche compositore, artista a pieno titolo, dai, a 360 gradi, mio fratello Mattia Fasan, Li ho che tirati non dentro, dimentica mai il suo kazoo a casa. C'è da dire sì, è giusto, quello sempre dietro. giusto per scena. Vabbè.
No, quello si suona sempre. Va bene, adesso li abbiamo conosciuti un po' più da vicino e proseguiamo il percorso, diciamo, nella scoperta di questo primo lavoro, Primo Respiro. Che cosa ascoltiamo adesso? Ascoltiamo la quarta traccia dell'EP che si intitola Deserto, uno dei nostri ultimi lavori a cui teniamo tanto, e un po' più intima, e speriamo che possa piacere a tutti quanti. Tu nel tuo blu avrai la grande occasione per sorridere, per decidere chi vuoi essere. Lancia un dado, gioca col fuoco, lascia il caso. Se non vuoi partecipare, prendere parte al bacchanale distratto e veniale, alla tua dose letale di responsabilità. Uno vola alla Hawaii, due figli che maledirai, 3 fatti di che età, 4 salta la pena e lascia la scena, con un 5 rimane un giorno qualunque, rimani chi sei e sei deserto. Prima di andare, di cambiare l'essere e il fare, prima di sciogliere un patto emozionale di identità, resta un attimo ancora, un attimo solo che avrei un piano di vita. Poi uno vola alle Hawaii, due figli che maledirai, 3 fatti di che età, 4 salta la pena e lascia la scena, con un 5 rimane un giorno qualunque, rimani chi sei e sei deserto. Diventerò quell'oasi di speranza per chi sta qui. Credi, speri, rimpiangerò, ma sarò diverso e diventerò quell'oasi nel deserto di chissà chi. Credi, speri, rimpiangerò, se sarò deserto diventerò quell'oasi di speranza per chi sta qui. Credi, speri, rimpiangerò, ma sarò diverso e diventerò quell'oasi. Grazie. Hagerdos qui al salotto.
abbiamo così diciamo abbastanza credo cominciato ad esplorare quello che è il vostro primo lavoro, frutto di, insomma, di 2 anni, se non ho capito male, di frequentazioni, Sì. insomma di varie situazioni, avventure e quant'altro. Allora ricordiamo che bisogna andare sulla pagina Facebook, si scrive Hackerdose con le G, H sì, e 2S, e però 2S. vabbè ci trovate anche con una, immagino. Non Anche fanno con i pignoli su Facebook, siamo su Spotify, siamo su YouTube, quindi potete trovarci direttamente lì, online, oppure acquistare e portarvi a casa il vostro cimelio personale, nonché il nostro EP che abbiamo portato dietro, giusto? Sì, vi ricordo, esatto, stasera avremo diversi CD, quindi in qualche modo per chi fosse interessato tenete sempre presente qui il mixer che fa da spargi CD, anzi sostenete questa che diciamo chiaramente musica fatta con le proprie mani, se posso dire in qualche modo, nel senso che è autoprodotta ed è Sì. veramente sostenuta dalla passione, quindi tante cose belle e in bocca al lupo. Senti, con quale pezzo volete salutare qui la piazza stasera di Piazza Vittorio? Come siamo? Eravamo Sì. ancora uno, cioè, non è sì, giusto, no? Sì, assolutamente, no, che a noi ci piace, mi faceva sorridere perché noi la presentiamo sempre come una canzone inutile, perché il titolo è Canzone Inutile, e parla di tutte quelle attività che sono un po' snobbate a causa del modo di vivere frenetico, no? Che ci è un po' imposto, e invece noi facendo musica e scrivendo e cantando ci riprendiamo un attimo questo spazio di libertà e fare qualcosa che, anche se è inutile, qualcuno può dire così, ci piace farlo, e quindi Ci lo fa facciamo stare lo bene. stesso e ci fa stare bene. Canzone inutile, Hackerdose qui al Salotto. È inutile, mi han detto, dipingere al giorno d'oggi, che pittore e cavalletto sono vecchie come la questione Moggi. È inutile, Manzoni, è un libro di poesie svedesi che è un manuale di istruzioni, già quello per capirlo ci va mesi. Quanto è inutile salire piano in metro senza una meta, andare al museo se non si è in gita. Inutile, cosa futile, qualcuno ti ammonirà. Inutile, proprio inutile, solo inutile. Tirare sassi in piatti per fargli fare i salti, mangiare gli spaghetti a orari non adatti. Inutile, proprio inutile, qualcuno ripeterà. Inutile, cosa inutile, eppure a me mi va. Che cosa me ne faccio dei soldi e del tempo, se non ho tempo per essere contento? Cosa riempie la vita? Cosa riempie la vita? Cosa lo fa se è inutile? Allevare girini e far volare alti nel cielo gli aquiloni. È inutile, mi han detto, parlare coi santini e scrivere canzoni che elogino i limoni. Inutile salire per poi tornare a valle, come pescare tonni e rigettarli in mare. Inutile, cosa futile, come amare il silenzio. Inutile, proprio inutile, un assolo nel vento.
cosa riempie la vita? Ma cosa lo fa? Cosa lo fa? Che cosa riempie la vita? Ma cosa lo fa? Cosa lo fa? E cosa me ne faccio dei soldi e del tempo se non ho tempo per essere contento? Cosa riempie la vita? Cosa riempie la vita? Cosa lo fa? Adesso Sofia. No, scherzo. Grazie Grazie a agli tutti. Hagerdos, grazie veramente mille, è stata una bellissima scoperta e come dire, facciamo in bocca al lupo, vi aspettiamo poi dopo l'estate. Grazie. Magari Viva il dopo lupo e grazie a voi questa cosa qua. per dare l'occasione a tantissimi artisti di suonare. Davvero. Grazie a voi che ci avete di essere ascoltato. intervenuti. Adesso un breve cambio palco.